che non partecipava alle nostre trasmissioni in voce, però lui c'è sempre con la sua musica, perché non può mancare, l'abbiamo rintracciato. Sì, io direi finalmente, perché anche io come direttore di Shue ho tentato varie volte di trovarlo, però giustamente impegnato, quindi ci volevo io. Adesso sono felice di sentirlo proprio in diretta. Raffaello, benvenuto Raffi. Salve a tutti, ben trovati. Come stai? Ciao ragazzi, come state? Tutto benissimo, tu come stai? Benone, in ottima forma, la mia sorella pure. Beh, ci fa sicuramente piacere, tra l'altro. È passato. Un altro anno è passato, caro Raffaello, e che il prossimo sarà sicuramente ancora più di successo, no? Perché so che stai preparando delle cose. Già abbiamo preparato sì questo nuovo album di 10 brani tutti inediti, certo, da ascoltare perché sono veramente molto belli, molto orecchiabili. Mi raccomando assolutamente a tutti i miei fan per il 25 gennaio di comprare questo nuovo album. Ecco, ci siamo quasi. Sì, siamo anche in siamo contenti. Allora, prima però chiaramente di parlare della musica, cosa che interessa a tutte le tue fan che ti seguono sempre, però c'è un'amica in particolar modo che mi ha chiesto proprio di contattarti. È una ragazza che ti segue sempre, si chiama Alessia, è di Napoli, e lei chiedeva, Alessia, certo, è di Napoli, la salutiamo con tanto affetto, e ci chiedeva appunto come deve essere la tua donna ideale, perché lei dice ti perseguita da una vita con dei messaggi, con degli sms, con tante cose, ma non sa come conquistarti. Allora, siccome la maggior parte delle ragazze la pensano tutta quante così, ma si può sapere com'è questa donna ideale di Raffaello? La mia donna ideale diciamo che è la Mediterranea, napoletano doc. Mi piacciono molto la Mediterranea, ragazzi con i capelli bruni, gli occhi castani, sì, fisico 42, anche 44. Anche per la taglia proprio. La ragazza in carri comunque è soddisfacente. È soddisfacente, infatti, però tu sei sempre molto simpatico. Ascoltami, tu hai degli occhi bellissimi e io lo dico spesso sulla radio perché mi piace ricordarlo, ma fammi capire una cosa. Ma c'è, aspettate un attimo per favore, grazie, buttate il cellulare per favore. No, io dico solo perché c'è sempre Antonio e questo è Antonio da Dio. Allora, dicevo, a proposito dei tuoi occhi, ma la tua ragazza deve avere gli occhi belli come i tuoi? Ma sì, non ho preferenza su questo. Sì, Quindi forse no. Ho visto schiattani, forse anche azzurri, io credo mettere questi di fulmine poi. ecco, quindi tu sei proprio il classico personaggio che ama proprio il primo incontro. Sì. E ascoltami, ti è mai successo il colpo di fulmine? Ti è mai capitato? Qualche volta sì. Ecco, ti ricordi un esempio particolare in cui hai visto una ragazza che ti piaceva e per entrambi è nato... Qualche serata. Ecco, ma hai innamorato di una fan? Ti sei mai innamorato di una tua fan? Sì. Ecco, vedi Antonio, succede. Quante cose si scoprono. Succedono. Raffaello, ma tu fino adesso hai parlato di una descrizione fisica, io vorrei sapere invece il carattere che deve avere una ragazza per andare d'accordo con te. La prima cosa, non molto gelosa né possessiva, perché sapendo il lavoro che faccio, la gelosia, la possessività mi affliggono. Certo. È giusto che sia così, no? Sì. Ecco, certo, sicuramente, ma Poi la ragazza deve essere prima di tutto socievole con tutte le persone che conosco, che frequento, gli amici. La cosa importante è essere proprio socievole tra di noi. ed è importantissimo. E beh, noi ci auguriamo... Anche per una cena a ballare, per divertirci. La ragazza che ci racchiude in tutta, la ragazza pratica, non è proprio da dire... Certo, non piace assolutamente, ma sono pienamente d'accordo con te come sicuramente lo è Antonio. Scelta di disinvolta. Questa è la prima cosa. Allora, Al punto è giusto. Senti, Come diresti tu Armando in spagnolo? ma guarda, non è più difficoltà adesso. Al punto di salto. Bravo, complimenti. È giusto. Bravo, caro. Si vede che frequenti la Spagna. No, quello dovrebbe essere che sono stato in Spagna, un qualcosina l'ho imparato. Hai imparato qualcosa, perfetto. Qualcosa proprio... Raffaello, ascoltaci, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per questa intervista che è stata breve ma sicuramente importante. Ascoltami, ma tu da artista cerchi l'amore o per adesso sei contento di essere single e felice? No,
conosciamo circa Da sempre. da sempre. Va bene. Ti auguriamo che questo amore lo trovi nel 2011. 2011, solo 2012. Al nostro anno da single. 2012, Deve aspettare. cioè deve anche quest'agosto, dopo scendere dal palazzo e Tutto questo, tutto questo, va bene. Va bene? Va bene, grazie Raffaele, un bacio grande, grande, grande. Grazie. Grazie. Grazie Raffaele, un bacio. Ciao, ciao. Ciao, bello. Ciao. Ciao.